dirigenti della polizia della Digos che appunto gestiscono le operazioni. Speriamo non ci siano problemi di sorta. La dirigente della Digos ha chiesto di non spingere in maniera molto veemente, ovviamente, anche perché la situazione può comunque scaldarsi, comunque qualcuno si può fare male in questo questi piccolissimi varchi, o i bambini, sono tanti bambini abbiamo visto, quindi speriamo che in primis i bambini siano stati già fatti entrare, spero. Però appunto ribadiamo che c'è questo problema agli ingressi. Molti prima sentivamo appunto che chiedevano se fosse possibile, diciamo, entrare anche con biglietti di altri settori. Forse è questo il problema. Qualcuno aveva comprato nei settori tifosi del Torino, vorrebbe entrare nel settore ospiti, giustamente, anche perché, o meglio, giustamente perché gli farebbe piacere, però ovviamente senza biglietto del settore ospiti non si può entrare. Però appunto al momento la situazione è questa e noi ve la stiamo documentando quando sono le ore 14.04. Ciao Cristiano Palumbo dalla nostra chat di YouTube, saluto Jerry da Milano, saluto zio Pietro, che ovviamente come solito facciamo, salutiamo il nostro amico Jerry e il nostro amico zio Pietro, faccio anche gli auguri a tutti i papà, a mio padre, a tutti quanti. E adesso magari mi metto anche io in quadro, diciamo così, con tutto lo sfondo qui alle spalle. Sta arrivando anche qualche altro tifoso, quindi dato che sta arrivando qualche altro tifoso magari aumenterà ancora di più qua la ressa. Per ora la situazione è questa. Un pronostico a volo su